C'era una volta, in un piccolo paese, una stazione dove i treni passavano sempre veloci. Di rado, qualche locale si fermava per far scendere villeggianti e curanti alle antiche terme. Giacomo, con il suo sempre lucido calesse, li trasportava lungo le vie, soprattutto in occasione della famosa Festa dei Fiori. In questo breve viaggio una brezza sottile ci accarezza e ci porta in eco le dolci note di una giostra a cavalli. E il fiume della vita scorre lento, di anno in anno, di generazione in generazione, e la festa dei fiori si arricchisce di nuovi colori, di intensi profumi e splendide attrazioni. Oggi, più che mai, i turisti da tutto il mondo sono attratti da questa manifestazione che prende il nome di Canale Fiorito. A navigare le trasparenti acque del Canal Bisatto è il mototopo Giorgio con il suo capitano, che instancabile permette ai turisti di osservare la vivace manifestazione a bordo di questa imbarcazione, percorrendo più volte il canale attraverso ponti che rievocano paesaggi veneziani.
Stiamo per partire! Stiamo per partire! Durante il nostro viaggio ci avviciniamo al vecchio ponte dei Scaini e alla statua di San Giovanni Nepomuceno. E qui rievochiamo un'antica leggenda che ci porta indietro nel tempo. Il mio nome è Giovanni Nepomuceno e sono protettore di tutte quelle genti che per secoli sono state e lo saranno in tempi a venire legate alle acque. In questo piccolo paese sono stato testimone di molti avvenimenti, ma di uno in particolar modo voglio darne testimonianza. Le acque che attraversano questo paese per anni sono state fonte di vita, ma anche causa di catastrofi naturali. Perciò gli abitanti, per placare la forza delle acque, pensarono di dare in sposa al canale una giovane e dolce fanciulla di nome Battaglia. E come prova della sua fedeltà, la bella sposa dovette gettare nelle limpide acque il suo anello, simbolo di amore per l'eternità. Ogni anno questo rito si rinnova, coinvolgendo tutta la popolazione.
se non avete una parrucchiera, ma sicuramente tutte avrete una parrucchiera, però sapete che a Battaglia ci sono delle bravissime parrucchiere, quindi approfittate.